Se ci dovesse essere da parte del Consiglio Comunale la proposta di cittadinanza onoraria è assolutamente una possibilità che possiamo valutare. La città di Vicenza tante volte ha dato la cittadinanza onoraria a personalità che si sono rese protagoniste nel mondo della lotta per la pace, per la libertà, e Navalny da questo punto di vista è stata una figura importante. Così il sindaco, dopo la commemorazione bipartisan tra le forze politiche del Consiglio Comunale che hanno voluto rendere omaggio insieme in piazza Matteotti ad Alexei Navalny, il dissidente morto nei gulag russi dopo essere stato perseguitato dal regime di Vladimir Putin. Se in Russia sono già oltre 400 i cittadini che sono stati arrestati da venerdì scorso per aver deposto fiori in memoria di Alexei, a Vicenza invece i partiti sembrano intenzionati a formalizzare un gesto simbolico forte. Noi ci aspettiamo anche che venga riconosciuta la cittadinanza onoraria, poiché comunque è una persona, un attivista che ha sempre combattuto per i diritti umani e anche per la giustizia dei popoli in generale, non solo per il popolo russo. È anche un segno di democrazia e questo valore è importante. Sì, esatto, cioè comunque la democrazia, che sia di destra o di sinistra, non fa differenza, nel senso che la democrazia deve essere per tutti. Democrazia direi e libertà, nel senso che Navalny aveva le sue idee politiche, non mi interessa quali fossero, però erano idee che in uno Stato democratico chiunque può avere il diritto di avere. Ecco, l'idea che invece uno Stato decida quali idee politiche debbano avere i cittadini è qualcosa di negativissimo. Merita la cittadinanza onoraria? Beh, secondo me sì, assolutamente, sarebbe un bel messaggio. Il sacrificio di Navalny è solo uno dei tanti esempi di repressione delle idee di democrazia e di libertà e per questo bisogna essere presenti, noi occidentali, a difendere tali valori. Si parla di cittadinanza onoraria o di qualche forma comune, lei cos'è? Sarebbe d'accordo? Ogni manifestazione simbolica che possa dimostrare, corroborare i nostri sentimenti di democrazia e di libertà è utile, quindi ben venga ogni segnale dato a chi in questo momento commette crimini del genere.